La ragione umana e l'intelligenza artificiale, scienza, diritto, medicina, narrazioni per un futuro davvero condiviso. È questo il titolo del progetto di divulgazione umanistica organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, presentato presso la Sala Caffè de Rossetti e che intendeva illustrare il programma per il 2025. È il 10° anno che organizziamo questo tipo di progetti, noi li chiamiamo appunto di divulgazione, perché l'idea è che un circolo come il nostro della cultura e delle arti debba fare cultura, debba perseguire gli aspetti culturali della vita di tutti i giorni. Secondo noi la cultura è sinonimo di civiltà a livello dell'umanità intera. Ogni sezione del Circolo della Cultura e delle Arti presenta una conferenza, un progetto oppure, che ne so io, un dibattito dove si vede come entrano in rapporto le conquiste della scienza e le conquiste anche, diciamo così, della mente umana. Il progetto, sviluppato nel biennio 24-25, si articola in conferenze multidisciplinari che si terranno in diverse sedi della città. Gli argomenti spaziano dalla musica alle arti visive, dalla medicina alla letteratura. Si aggiungono anche concorsi letterari e musicali. Il programma è consultabile nel sito del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste. Abbiamo dei partner veramente importanti, tipo l'Università di Trieste, ovviamente il Tartini, lo stesso Museo Rossetti. Ultimamente abbiamo fatto anche una collaborazione con l'associazione anglo-italiana, America Italiana, del Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo organizzato le celebrazioni per il 70ennale di Trieste, di ritorno di Trieste all'Italia nel 1954, quindi abbiamo partner anche la radio, la televisione di qua vicino Capodistria, non mi veniva la parola, e tutti i partner che di volta in volta sono interessati appunto a diffondere aspetti culturali. Come espresso dal titolo, il tema che attraverserà gli appuntamenti è quello del rapporto tra ragione umana e intelligenza artificiale, un tema complesso, più che mai attuale, che vuole coinvolgere in modo particolare i giovani, ai quali sono riservati concorsi di scrittura letteraria e non solo, allo scopo di stimolare in loro l'interesse per temi sempre più rilevanti e per certi aspetti vitali. Il tema che abbiamo scelto è un tema fondamentale al giorno nostro, vedere come questa intelligenza artificiale possa venire in qualche modo condotta attraverso quelli che sono i valori che esprime l'uomo. La struttura poi è particolarmente indirizzata verso le fasce più giovanili. Vorremmo coinvolgere, anche andando nelle scuole personalmente, a portare appunto quelli che sono le competenze di un circolo così complesso, per cercare di avvicinare i giovani a tematiche che sicuramente avvertono come proprie, ma forse di cui non hanno tutte le possibilità di discutere come invece è concesso a un pubblico più adulto.